In 20 anni i nuovi nati nella provincia di Treviso sono diminuiti del ben 34%. L'inverno demografico si è trasformato in una glaciazione, il Veneto invecchia sempre più e nell'allarmante classifica della denatalità elaborata dal centro studi dello SPCGL, la Marca è superata solo dalla provincia di Belluno che ha perso il 39% di nuovi nati negli ultimi 20 anni e crolla anche il trend delle nascite tra gli stranieri residenti nella Marca, oltre il 5% in meno negli ultimi 10 anni. Si svuotano le culle e le scuole, meno 17% la fascia d'età 0-14 anni, cala la popolazione attiva, meno 2,3% di chi ha tra i 15 e i 64 anni, mentre l'unico consistente aumento si registra negli over 65, più 22,5%, ed è proprio l'indice di popolazione attiva, cioè di coloro che sono in età lavorativa, uno dei dati più preoccupanti che emergono dall'indagine. Si attesta al 146%, cosa significa che l'età media della popolazione attiva è molto alta, varia da 47 anni a un massimo di 57 anni. Poco confortanti le previsioni per il futuro. Con questo tasso di fecondità, nel 2043 nella Marca ci sarà un giovane ogni 3 anziani, con le allarmanti ricadute sul piano sociale, economico e sanitario. Se non verranno fatti investimenti per invertire questo trend, sottolineano dallo SPI, la nostra società è destinata al declino. Mi riferisco espressamente a quelle politiche non solo PNR, asili nido, eccetera, ma proprio interventi all'interno della contrattazione collettiva da un lato e all'interno delle politiche comunali che diano impulso alle coppie per poter figliare, perché abbiamo visto che anche gli stranieri si sono omologati alla nostra situazione e avere un tasso di natalità così basso rischia proprio di far implodere la nostra società.